Vediamo Giacomo all'accosto. Questa volta il pallino è 1 metro circa dalla linea del massimo. Buona la forza della giocata di Giacomo. Posiziona la sua boccia circa 40 sulla destra del pallino. Adesso vedremo l'accosto di Mana. Ecco Simone che si prepara. Fa scivolare la boccia. Boccia che non ha la forza sufficiente ad arrivare. Si ferma a circa 1 metro e 20 dal pallino. Ora ritenterà un secondo accosto. Sembra abbia dato un po' di più spinta. Spinta sì, ma la direzione è sbagliata. La boccia che al momento sembrava indirizzata sul pallino, appena arrivata nel quadro ha cominciato a pendere verso destra e si sporza. Ora non tenta più l'accosto ma va alla bocciata, lasciando poi eventualmente il compito a Giacomo di andare all'accosto. Vediamo la sua rincorsa. Colpisce. Le due bocce che vediamo in campo sono le due bocce in accosto di Mana. Vediamo il Giacomino. Vedete i due modi diversi di buttare la boccia. Mana fa scivolare mentre Giacomo la butta. Infatti l'ha fatta battere troppo avanti e la boccia ha preso velocità andando oltre il pallino di circa 1,30 m, 1,20 m. Vediamo l'accosto. Boccia che sembra ben direzionata, anche la forza è giusta, perfetta. Mana va in bocciata. Sul lancio. Boccia colpita, carambola anche quella dietro. Quindi 2 punti sicuri. Ora Giacomo deve entrare dentro di quelle due bocce per assicurarsi il punto.
nostro jack, boccia che sembra avere la forza sufficiente ma va a cozzare sulla boccia di Mana e lascia 2 punti. Quindi dopo 2 pallini colpiti abbiamo la prima giocata valida con 2 punti per Mana. Sempre pallino lungo, quasi sul 7 dell'angolo di sinistra. Mana si posiziona al centro del campo, indirizzerà la boccia sul pallino. Vediamo che la boccia corre e non si sposta, rimane dove la giocata è rimasta. Giocata a centrocampo, ha corso sempre in centro del campo, posizionandosi perfettamente all'altezza del pallino, a circa 70-80 dal pallino. Ora Giacomo cercherà di togliere il punto. Anche Giacomo si posiziona al centro del campo. Vediamo dove la gioca. La punta la indirizza un po' più sul pallino e ecco la boccia che rientra. Perfetto. Prende il punto. Vediamo la decisione di Mana. Mana che comunque andrà in accosto. Mana si sposta leggermente più sul lato destro, indirizzando la boccia più verso il pallino. Vediamo che questa volta la sua giocata è perfetta, leggermente corta, ma la direzione era quella giusta. Ora va imbocciata anche perché la boccia davanti è circa 50 e quindi è una boccia molto difficile da passare in accosto. Vediamo la sua rincorsa. Boccia che cade appena dentro i 50, quindi tiro buono. Giacomo dichiara la boccia davanti per aprirsi la strada e magari carambolare quella dietro. Vediamo la sua rincorsa. Boccia corta. Caduta a circa 10 cm davanti alla riga dei 50.
Partita che è seguita in rigoroso silenzio dal pubblico. Giacomo decide di andare all'accosto, boccia che sembra ben indirizzata, bisogna vedere la forza che sembra un pochino lunga. Ha chiesto la misura perché probabilmente non era convinto della distanza. Ricordiamo che questa manifestazione è stata organizzata dalla società Toblino Valle dei Laghi, Comitato Provinciale di Trento. Mana va alla bocciata, cercherà di togliere quella boccia pulita, in quanto l'altra dietro è la sua che aveva giocato nella prima giocata. Boccia colpita, carambola e porta a casa solo un punto. Quindi parziale al secondo scarto utile, Mana 3, Ormellese 0. Oh, ecco qua. Per la prima volta il pallino è nel primo metro dopo la prima riga. Dopo aver dato una bella spazzolata al terreno, aver ripristinato tutte le buche, livellato un po', Mana va a giocarsi la boccia in accosto. Vediamo come Mana gioca la sua boccia, 20 cm dal pallino, ottima boccia, ottima giocata. Jack andrà alla bocciata, boccia buona, battuta valida a 30 cm, quindi Mana ripristina stavano controllando se la boccia era rimasta in campo. Vediamo Mana che va a prendersi la boccia per il suo accosto. Vediamo come Mana ha una maniera completamente diversa di approcciare l'accosto. Fa scivolare la boccia, non la fa battere per terra. Boccia che è molto ben indirizzata, forza giusta del pallino e boccia che comunque va tirata.
Dopo aver segnato, Mana si sposta, esce dal campo. Vediamo Jack alla sua rincorsa, carico, lancio, boccia colpita, quindi tutto da rifare. Sono trascorsi 25 minuti dall'inizio della gara e siamo sul punteggio di 3-0 per Mana. Boccia che sembra ben indirizzata anche questa, quasi fotocopia della prima, e Jack come fotocopia della prima va a tirare. Rincorso, lo slancio, boccia colpita. Anche questa mano è una mano interessante perché abbiamo visto 3 ottimi accosti di Mana e 3 ottime bocciate di Giacomo. Qualora anche il quarto tiro sia uguale, vedremo un accosto di Mana e una bocciata di Giacomo e di conseguenza uno scarto 0, nel senso nessuna boccia in campo e nessun punto acquisito. Altra giocata di Mana, boccia che si sposta appena un po' dal pallino e comunque 4 bocce fotocopie, bocce giocate su un cerchio di 30 cm, 4 accosti quasi perfetti. Vediamo Jack al tiro, boccia valida, nessuna boccia in campo, scarto 0. Si ricomincia dall'altro lato con lo stesso ordine, ossia Mana all'accosto e Giacomo alla bocciata. Pallino a 17, o meglio all'ultima riga dal massimo, è sempre spostato sulla sinistra. Vedremo ora dove si andrà a posizionare Mana per il suo accosto. Sicuramente si metterà leggermente sul centro del campo, ma leggermente spostato sulla destra, indirizzando la boccia appena sopra il pallino. Così è, boccia che corre, si posiziona all'altezza del pallino, a circa 30 cm sul lato sinistro. Avesse avuto un paio di giri in più, rischiava di bruciare la boccia, ossia mandarla fuori filo. Vediamo Giacomo, si posiziona più o meno nello stesso punto. Vediamo la sua giocata. Giocata che è leggermente lunga e anche come direzione
non proprio perfetta. Andrà al suo secondo accosto. Questa boccia corre il rischio di uscire dal campo, così è. Ricordiamo questa mattina nelle semifinali Mana ha battuto Ariaudo, mentre Giacomo Armellese ha battuto Stefano Migliore. Ora Giacomo dichiara il pallino. Boccia che va e pallino che prende. Bravo Giacomo, bellissimo tiro. Tiro molto importante perché altrimenti poteva dare spazio a Simone di poter aumentare il suo vantaggio. Mana ritira il pallino quasi nella medesima posizione, quindi viene da pensare che il giocatore della BRB preferisca il gioco lungo e magari sugli angoli. Vedremo se nel corso della diretta sarà possibile magari intervistare il presidente o il vicepresidente della società. Mana all'accosto. Giocata molto bene. Boccia che è leggermente spostata sulla destra. Ora vediamo Giacomo. Gioca boccia piantata per terra e vedete che non riesce a correre e si ferma a circa 1 metro dal pallino. Come vedete, stile completamente diverso nel approcciare l'accosto. Questa è una boccia che è andata lunga. Giacomo dichiara il pallino. Conoscendolo direi che sta cominciando a innervosirsi e ciò non è un buon segno. Vediamo solo la rincorsa, il tiro, pallino colpito, secondo pallino consecutivo colpito da Giacomo.
Mana rilancia il pallino e sempre pallino lungo, questa volta nel centro del campo, nel centro della corsia. Pallino che tra l'altro si è posizionato proprio nella parte dove entra il sole dalla finestra e quindi sarà anche di difficile lettura perché è proprio nella zona di confine tra la luce e l'ombra. Già a un occhio nudo facciamo fatica a vederlo. Vediamo. Mano all'accosto. Boccia che passa di 20 cm il pallino. Ottima giocata comunque. Vediamo l'accosto. Boccia che sembra viaggiare bene. E infatti toglie il punto. Simone all'accosto. Vedete come Simone fa scivolare la boccia. Giocata lunga, è andata a incrociare anche la sua, l'ha spostata ulteriormente. E questa volta è il turno di Mana a dichiarare il pallino. Vediamo la rincorsa. Tiro. Pallino colpito. Bravo anche Simone. Come avevo preannunciato, questa sarà una partita con i fuochi d'artificio perché finora abbiamo visto 5 pallini colpiti, 4 da Giacomo e 3 da Giacomo e 2 da Simone, e siamo dopo mezz'ora, dopo 40 minuti siamo sul punteggio di 0-3, quindi 0 Giacomo Ormellese del 90, 3 punti per Simone Mana della BRB. Pallino appena più sotto del tiro precedente.
tensione che si sente nell'aria perché io vi dico, sto parlando sottovoce in quanto all'interno del bocciodromo c'è un silenzio religioso dove sembra che il solo fatto di parlare disturbi la concentrazione dei ragazzi. Altra buona giocata di Mana, Giacomo senza indugi va alla bocciata. Vediamo la sua rincorsa, il lancio, boccia colpita, nessuna boccia rimane in campo, quindi Mana all'accosto. Eccolo là. Boccia sempre accompagnata da Simone che questa volta non è contento di come l'ha giocata, infatti Boccia rimane leggermente corta e spostata sulla destra. Boccia che non impegna più di tanto Giacomo, che quindi andrà all'accosto. Ecco Giacomo che gioca la sua boccia, sembra buona, perfetta, 30 cm a fianco del pallino e Mana dichiara la boccia, quindi andrà alla bocciata. Boccia bel caro, Boccia che si ferma in campo a circa un metro dal pallino, un metro e mezzo dal pallino. Mandiamo un poco il logo della pubblicità. Questi sono tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Boccia ben giocata da parte di Giacomo. Lancio di Mana, boccia colpita.
Al termine di questa gara ci saranno le premiazioni, ci sarà un breve discorso del comitato, del presidente del comitato regionale. So che verrà premiato qualche atleta in modo particolare. Boccia mal giocata da Giacomo, molto larga, molto molto larga. E consegna un altro punto a, a Simone Mana, che si porta sul punteggio di 4-0. Andiamo a vedere il pallino rimesso comunque da Mana, e sempre sulla linea del massimo, questa volta in centrocampo. Come vedete sono trascorsi 47 minuti e siamo sul punteggio di 4-0 per Simone Mana. Abbiamo visto finora 5 pallini colpiti, partita molto avvincente. Boccia appena lunga, ma consideriamo il fatto che siamo sull'ultima riga, è una boccia molto interessante. Boccia di Giacomo, ben giocata, però non riesce a togliere il punto. Chiara la boccia di dietro, boccia di Mana che lancio, bellissima la boccia, è colpita. Ora toccherà a Simone e sicuramente dichiarerà la boccia, andrà alla bocciata. Ringrazio i 52 utenti che ci stanno osservando. Spero che la telecronaca sia sufficientemente competente. Vediamo Mana al più. Boccia che sembra sul sfilo. E in effetti Boccia che ha battuto nella riga dei 50, e quindi boccia nulla. Intanto ha cominciato a fluire un po' di pubblico. Vediamo che Mana rinuncia al tiro, cercherà di
chiudere il più possibile la strada a Giacomo per non aggiungere punti. Ben giocata questa boccia che va a impallare la boccia di Giacomo. Ora con l'ultima boccia Mana andrà al tiro. Qualora riuscisse il tiro, Giacomo è costretto anche lui a sua volta a bocciare, perché l'ultima giocata di Mana ha portato il pallino molto vicino. Anche questa mi sembra una boccia corta. Ora vedremo la decisione di Giacomo. Giacomo col punto a terra sicuramente non cercherà di bocciare, ma cercherà di incrementare il proprio vantaggio, credo giocando in accosto. Così è. Boccia che sembra ben giocata. Boccia perfettamente giocata, bravo Giacomo. Su 30 centimetri riesce a prendere il secondo punto. La stata. Ultima boccia per Giacomo. Riuscisse a mettere dentro anche questa, porterebbe a casa 3 punti, ma già comunque 2 punti in un fazzoletto. Sono 2 punti ben giocati e porta a casa anche il terzo punto. Bravissimo Giacomo, bravissimo Giacomo, giocata in accosto magnifica, riduce lo svantaggio a 3, quindi dopo un'ora di gioco quasi ci siamo sul punteggio di 4-3 per Mana. Partita molto vincente. E vediamo che comunque non c'è verso di mettere il pallino nel primo metro dopo la linea del minimo, sempre linea del massimo, in centro o su un lato, ma sempre linea del massimo. Sembra quasi che i ragazzi non sappiano giocare nel corto. Posizione comunque del pallino abbastanza comoda, da prestare molta attenzione invece alle pendenze, perché potrebbe scaricare verso destra. Vediamo la boccia di Giacomo giocata, sembra leggermente lunga, e così è un buon metro dietro. E comunque avete visto che la boccia ha scaricato verso destra. Vediamo Simone dove si posiziona. Mentre Giacomo si era posizionato quasi a filo sinistro del campo, della corsia, vedremo dove va a posizionarsi Simone Mana. Anche Simone si posiziona vicino al filo sinistro. Vediamo dove andrà a puntare la boccia. L'ha puntata leggermente più sulla sinistra. Boccia che comunque toglie il punto, ma vedete come sia quasi impossibile far rimanere la boccia dritta. Quella di Giacomo un po' veloce ha scaricato sulla destra, quella di Simone peso giusto per il pallino ma ha scaricato sulla sinistra.
Giacomo si riposiziona sempre sul filo sinistro, gioca la boccia leggermente più corta, ma vediamo che la si scarica a sinistra e non arriva. Decisione assurda a mio parere, dichiara il pallino. A questo punto conveniva giocare anche l'altra boccia. Tiro molto importante. Il tiro è pallino sbagliato, questa volta sulla sinistra. Altra scelta azzardata a mio avviso, tirare la boccia dietro. Boccia colpita, però rimangono ancora 3 bocce in mano a Simone, che potrebbe comunque garantirsi 2 punti qualora non riuscisse con la prima a entrare a togliere il punto. Vediamo che ora Giacomo ha chiesto permesso all'arbitro di uscire. Arbitro, ricordiamo, è il signor Del Bianco Eros, del comitato di Udine, arbitro internazionale. Simone intanto ha preso il punto. Vediamo un altro accosto. Boccia che arriva, ma non so se abbia preso il punto perché c'è quella di Giacomo dietro che potrebbe, infatti vanno alla misura. Non riusciamo a capire, ma credo sia solo un punto. Vediamo questa boccia. Questa sembra ben giocata, ma sì. Questa qua porta a casa il secondo punto. Siamo sempre in dubbio sul terzo perché dalla mimica dei ragazzi non sono riuscito a capire se effettivamente erano 2 o 3 i punti. Vedremo ora quando segneranno nel tabellone. Tre punti. No, sono 2 punti. 2 punti, è corretto, sì. Allora era giusta la mia prima impressione che Simone avesse fatto soltanto 2 punti.
Quindi parziale dopo un'ora di gioco è 6 Simone Mana, 3 Giacomo Ormellese. Naturalmente il pallino sempre lungo, quasi alla linea del massimo. Vediamo Simone che va all'accosto. Sembra trovarsi a suo agio nel gioco lungo. Questa volta però ha giocato la boccia corta di un buon metro. Vedremo se Giacomo riesce a togliere il punto o se impattare la boccia. La boccia in mezzo al campo. La sua giocata è abbastanza corta. Avesse avuto un giro in più metteva il naso, ma buona anche la direzione comunque. Ora si tratta comunque obbligatoriamente di entrare di quella boccia. E questa boccia arriva come forza ma non arriva come direzione e non credo no, è arrivata di poco ma è arrivata, quindi la prospettiva ci inganna un po'. Sto osservando anch'io in macchina. No. Vediamo Simone all'accosto. Boccia ben giocata, va a togliere il punto. Vediamo Giacomo che gioca, va a incrociare la boccia di Simone e prende il punto. Ora Simone andrà alla bocciata. Boccia colpita pulita. Ultima boccia per Giacomo. Eccola qua che sta arrivando. Boccia che pur incrociando la boccia di Simone riesce a entrare.
centrare, ma non credo abbia preso il punto. Probabilmente sì. Vediamo che Mana va alla bocciata. Mana su rincorsa, boccia colpita. E Mana che porta a casa ancora punti. Per l'esattezza ne porta a casa 2. Quindi siamo 8-3 per Simone. E qui comincia a farsi dura per Giacomo, a meno che di una svolta. Pallino buttato sempre sulla riga del massimo, però uscito di qualche centimetro. Viene ritirato da Simone Mana, sempre sulla riga del massimo, questa volta rimane dentro. Pallino centrale nella corsia. Vediamo l'accosto di Mana. Accosto un po' corto, leggermente spostato sulla sinistra. Caterina. Vediamo Giacomo che gioca sul accosto. Buono il suo accosto. Ho appena invitato la Caterina Venturini a venire a commentare l'incontro per un paio di minuti e gentilmente mi ha detto no, 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 no. Vediamo l'accosto di Simone, questo qua molto corto. Simone va al suo terzo accosto. Anche questo sembra corto. Addirittura incoccia la sua e si sposta sulla sinistra e rimane l'ultima boccia, quindi non ha neanche la possibilità di annullare il gioco tirando al pallino.
quindi è costretto a giocare anche l'ultima boccia in accosto. Scarto, giocata da dimenticare per Simone. Ha giocato le sue 3 bocce, giocata malamente. Vediamo l'ultima. Può capitare comunque nell'arco di una partita di avere una giocata, due, dove va tutto storto rispetto alle aspettative. Vediamo la sua quarta boccia, questa qui non sbaglia, non sbaglia, rimane largo, lascia sempre comunque spazio a Giacomo per entrare in accosto. Dovesse Giacomo riuscire a aggiungere qualche punto, riuscirebbe a rimettere, non dico a rimettere in piedi, però comunque ad avvicinarsi e poi sperare in un ulteriore punteggio favorevole. Vediamo la giocata di Giacomo, che riesce a mettere il punto perfetto. Riesce a mettere il punto, quindi dovrebbero essere 2 punti. Mezzo miracolo l'ha fatto prima nel quadro opposto, quando su 30 cm ha messo 3 bocce appunto. Vediamo il suo terzo accosto, boccia che sembra ben indirizzata anche questa, forse un pochino lunga, ma poi andremo alla misura, vedremo. Credo comunque, non avendo chiamato la misura, siano 3 punti. Riuscisse a fare, se effettivamente fossero 3 punti, riuscisse a mettere anche questa, si porterebbe a un solo punto. Boccia che sembra indirizzata malissima, e forse vende qualcosa, no, quindi dovrebbero essere 3 punti. Dovrebbero essere 3 punti per Giacomo, il che lo porterebbe a 6 contro 8, partita che non è per niente persa, perduta o compromessa. Vediamo che Giacomo ha tirato il pallino a metà quadro, tutto sportato sulla destra. Posizione anche questa non facile, abbiamo visto che anche in mattinata su questo campo, e specialmente ieri sera, posizione del pallino dove adesso ha portato i giocatori a giocare molte bocce fuori campo. Lì ci deve essere una schiena che porta verso destra, porta verso il filo esterno, e quindi bisogna giocarla con la forza giusta. Vediamo che Giacomo si mette al centro del campo, la gioca dritta per dritto, perfetta, boccia a circa 50-60 dal pallino, non lascia molto spazio a destra per potersi infilare alle bocce di Simone, che sarà costretto a giocare la sua sul lato sinistro. Vedremo dove andrà a posizionarsi anche Simone. Si mette al centro, quasi al centro del campo, leggermente spostato sulla sinistra, indirizza sul pallino, forse riesce a passare sulla destra
e invece no, passa sulla sinistra sfiorando la boccia di Giacomo, boccia molto ben giocata. Siamo a un'ora e un quarto di gioco, punteggio è 8 Simone Mana della BRB, 6 Ormellese Giacomo del 90. Boccia colpita da Giacomo che si ferma anche in campo. Vedremo ora Simone se riuscirà a ripetere la stessa giocata. Vediamo che si posiziona nello stesso punto di prima. Sempre stesso modo di accompagnare la boccia. Questa volta tocca leggermente la boccia di Giacomo, che comunque va alla bocciata, avendo la boccia di Simone, quella appena giocata, libera. Vediamo se rincorsa. Colpisce a legno, bravo Giacomo. Mancano 43 minuti al termine. Ricordiamo che dopo ci saranno le premiazioni, saranno presenti il sindaco, le autorità, il presidente del comitato regionale trentino. Boccia di Simone corta. E soprattutto indirizzata, come avete visto, è andata subito con la pendenza verso destra. Simone che si posiziona sempre nella stessa linea, e anche questa boccia giocata corta. Giacomo una boccia in mano e il punto per terra. Simone Mana ha chiesto all'arbitro di sostituirlo. Vediamo la giocata di Giacomo che riesce comunque a passare. Bravo Giacomo, porta a casa 2 punti e pareggia per il momento l'incontro. Quindi a meno 40 minuti dal termine ci troviamo sull'8 pari. E vi domando scusa, ma devo assentarmi per circa un paio di minuti. Ci sentiamo subito.
Eccoci qua. Adesso lascio la parola al presidente della società, il signor Vito Manzilli, che commenterà queste ultime fasi e nello stesso tempo vi darà dei chiarimenti sulla sua società, sull'attività che loro organizzano e propongono durante l'anno sportivo. Saluto tutti i telespettatori della diretta della finale del campionato italiano Under 23. Sono il presidente della società Tobolino Valle dei Laghi, sede alle Sarche di Madruzzo, provincia di Trento. Ecco, abbiamo appena visto una bocciata fallita da Mana Simone della BRB. Nel frattempo possiamo dire che siamo una società che sono anni che si adopera per il settore giovanile. Abbiamo circa una ventina di elementi in tutte le categorie tra under 15, under 18 e under 23. In questa competizione siamo riusciti a far partecipazione con 5 elementi. Ringraziamo tutti i partecipanti a questa competizione, penso ben riuscita sia nell'ambito organizzativo che di manifestazione. L'unico appunto che possiamo dire è che si poteva fare la manifestazione a livello di pool per dare possibilità a giocatori magari di categorie inferiori di poter fare più partite. Adesso stiamo assistendo al costo di mana che vanno alla misurazione per il punto. Ecco, punto preso da parte di Mana. Andiamo a assistere a una bocciata da parte dell'Ormellese del 90. Boccia colpita. Nel frattempo che attendiamo l'accosto dell'Ormellese, ringraziamo ulteriormente tutti i partecipanti alla manifestazione e ci candidiamo al prossimo anno per ripetere questa manifestazione come quest'anno, come gli anni scorsi.
Ricordiamo che nel 2014 abbiamo effettuato un campionato italiano under 18, tiro di precisione, staffetta, con ottimi risultati. Appena corto la Costa di Monmelese. Attendiamo l'ultima corsa con l'ultima boccia. Ottimo accosto, 2 punti. Punteggio parziale 10-8 per Ormellese del 90. Rischiamo che anche quest'anno Ormellese si porta a casa il titolo dei campioni italiani Speriamo. del 23, come è successo 2 anni fa, quel titolato. Abbiamo assistito a un lancio di un pallino da parte Ormellese abbastanza lungo sull'ultima linea. Mancano 33 minuti alla fine, poche mani alla fine, col punteggio di 10-8 per l'Ormellese. Una grande rimonta. Appena lunga. Appena lunga l'accorsto di Ormellese. Attendiamo adesso l'accorsto di Mana. Andiamo a vedere l'accosto di Mana che ha avuto 2 giocate non proprio alla sua altezza e ha consentito ciò a che Giacomo riuscisse non solo a fare una rimonta ma addirittura a portarsi in vantaggio sul 10-8. Giocata di Mana in accosto bellissima, fa un biberon, mette anche sotto carambola la boccia di Giacomo che è posta a circa 50 cm dietro al pallino. Giacomo deve effettuare un tiro perfetto per poter portare via la boccia pulita senza dover carambolare la sua dietro. Anche andasse via la boccia dietro, comunque il gioco tornerebbe in mano a mano. Come previsto escono tutte e 3, quindi toglie il punto, però non ha più la boccia di copertura e quindi tocca a Mana adesso andare in accosto, che potrebbe rimettere la boccia in una posizione molto favorevole a lui. E quindi obbligare Giacomo a un'altra bocciata, portando Giacomo sotto boccia. Intanto il pubblico comincia ad aumentare. E visto che aumenta anche il pubblico è ora di, come si suol dire,
ringraziare anche i nostri sponsor che ci hanno permesso di fare questa manifestazione, che li vedete passare i loro loghi nel riquadro in basso a destra, a partire dal nostro logo Bocce in Volo, la società, il logo della società, e poi via via tutti gli altri sponsor. Vediamo Giacomo che va all'accosto. Come vi ho fatto notare prima, ci sono due modi molto diversi di andare all'accosto. Mentre Mana Simone fa scivolare la boccia, Giacomo la fa cadere, la fa battere per regolare la forza. Ciò comporta che battendo la boccia, a volte, se il terreno non è perfettamente piano o dovesse prendere una buchetta o qualcosa, tende a portare fuori direzione la stessa. Infatti questa boccia era buona di peso per arrivare a pallino, ma come è battuto ha deviato verso sinistra, e quindi il risultato è quello che abbiamo visto. Questa invece è una giocata dritta come direzione, ma lunga. Giacomo non ha più bocce in mano, ne rimangono due, se non sbaglio, sì, due a Simone, due bocce con il punto per terra, il che significa che come minimo al termine di questo scarto andremo a un pareggio. Vediamo l'accosto di Simone, un accosto buono, va a cocciare, no, per poco non cocciava la boccia di Giacomo posta sulla sinistra, boccia che comunque viene misurata, e dal gesto di Mana intuiamo che non è riuscito a prendere il secondo punto. Adesso Giacomo ci dirà la verità, visto che sta misurando. Non ha preso il secondo punto, quindi Simone va alla bocciata sulla boccia lunga di Giacomo, che è quella che tiene il secondo punto. Rincorsa, boccia colpita perfetta, quindi andiamo alla parità 10-10. Incontro che, come avevo previsto all'inizio, era un incontro da fuochi d'artificio, e ciò si sta dimostrando la realtà. Mancano 25 minuti al termine della gara. Vediamo ancora pallino lungo da parte di Simone Mana, pallino al centro del campo. E Presidente, la vostra società di quanti iscritti conta? Tra giovani, categoria C, B? Beh, la società sconta di circa 50 cartelli nati alla Federazione Italiana Bocce, tra tutte le categorie, di categoria A, B, C e D, Under 23, Under 18 e qualche Under 15. Quindi è una società che ha anche la possibilità di avere dei ricambi, ossia nel senso... Diciamo la società è proiettata sul giovanile, esatto. Abbiamo pochi elementi over 60, Sì. e anni che ci battiamo su questa tipologia di giocatori e cerchiamo di fare corsi con le scuole qui di fronte, proprio posizionati di fronte a Sì, ho noi. visto, avete qua la scuola elementare, la scuola media, così. E quindi avete un serbatoio più o meno
corposo dove poter attingere per poter proseguire questa attività? Sì, tutti gli anni facciamo dei corsi bocce di circa 100 elementi, saremo contenti se ogni anno riusciamo a recuperare 3-4 ragazzi che continuano con l'attività delle bocce. Questo ultimamente non sta succedendo, comunque siamo abbastanza duri su questo settore e continuiamo a battere abbastanza. Sì. Bisogna battere finché fa caldo e poi quel che sarà sarà. Tanto Esatto. vediamo Giacomo che cerca il suo accosto, su un accosto di Simone un po' lungo. Questo di Giacomo mi sembra ottimo, così è, fa quasi biberon. Vediamo È arrivata la che banda. nel frattempo è arrivata la banda per poi eseguire le premiazioni, che farà da contorno e credo che comunque sarà la banda che farà l'inno nazionale, non sarà Bravissimo, il sì. solito È la disco. banda di Pietramurata, un paese qui vicino alle Sarche, che farà l'inno nazionale e altri piccoli Bene, bene, cantata. bene. Sì. Vediamo la bocciata di Simone. Benissimo, bella la bocciata. Il presidente ci lascia per fare gli onori di casa alla banda e quindi ringraziamo il presidente della sua ospitalità. Abbiamo visto la bocciata di Simone Mana. Ora l'accosto di Giacomo Ormellese sembra altro accosto ben giocato. Non credo abbia fatto il punto. Vanno alla misura. Due belle bocce, richiede una misurazione accurata. E invece, dopo la misurazione accurata, viene dato il punto a Giacomo. Non è servito chiamare l'arbitro, due giocatori corretti che non stanno a lesinare sul millimetro e quindi onesti, sportivamente onesti. Vediamo Simone che va all'accosto, la boccia sembra ben indirizzata, boccia che tocca anche il pallino e quindi porta i 2 punti a Simone. Ora Giacomo sarà costretto a bocciare e credo dichiari il pallino perché qualora prendesse anche solo la boccia il punto rimarrebbe a Simone. Buona la bocciata, però porta via solo la boccia e quindi il punto rimane per Simone. Abbiamo sulla rastrelliera, mi sposto per vedere le bocce. Allora, una boccia ciascuno, una boccia Giacomo e una boccia Simone. Punto per terra di Simone, quindi Giacomo deve fare una super giocata.
per obbligare magari Simone ad andare in accosto, magari cercare di mettere la boccia intanto prendere il punto e poi cercare di mettere la boccia sotto carambola, e ciò non succede, lascia il punto per Simone e quindi Simone ha la possibilità di aggiungere. Aggiungendo il punto si porterebbe sul 12-10. Vedremo la giocata ora come sarà effettuata. Mancano 19 minuti al termine. Vediamo la boccia di Simone giocata, sembra molto ben giocata, è perfetto, bravo Simone che si porta a casa il secondo punto e quindi si porta sul punteggio di 12-10. Lancio del pallino che sarà sicuramente nell'ultima riga. E invece il pallino che è a circa un 3/4 del quadro, quindi una distanza di circa 2,5 metri, 3 dalla prima riga, posizione non molto centrale, defilata sulla destra. Vediamo qui, boccia molto importante questa, e questa sarà la boccia che determinerà o la vittoria o il proseguo della gara tra Simone Mana e Giacomo Ormellese. Bellissima boccia che si posiziona a 2 centimetri dal pallino e quindi sarà Giacomo Ormellese la bocciata. Vediamo la sua rincorsa. Boccia che viene presa in testa, che comunque esce, ed era la cosa più importante. Dobbiamo dire che su un'ora e 3/4 di gioco abbiamo visto ottime giocate, ottime bocciate soprattutto. Una partita ben tirata, equilibrata. Due giocatori che hanno dato il massimo, giocatori che hanno dimostrato di essere atleti completi. Vediamo l'accosto di Mana, che è la fotocopia del precedente. Sì, nulla da dire. Se pecche vogliamo trovarne, diciamo che Giacomo Ormellese ha avuto meno affinità con l'accosto, mentre Simone Mana, vediamo una boccia che ha colpito il pallino, ha spostato la boccia di Mana, però non è riuscito a uscire dal campo e quindi boccia che non uscendo darebbe il 13° punto e quindi obbliga ora Giacomo a tirare al pallino per salvare la giocata. Qualora non prendessi, bravo Giacomo,
Bravo, 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 bravo. Stavo dicendo che era un tiro che in sé racchiudeva tutta la partita, in quanto avesse sbagliato il pallino consegnava la vittoria a Simone. Pallino invece preso benissimo e quindi scarto annullato e abbiamo ancora una giocata a disposizione. Vedremo dove Mana andrà a posizionare il pallino, più o meno allo stesso punto di prima, solo un po' più defilato sulla sinistra. Vediamo Simone che va all'accosto. Accosto di Mana leggermente corto, circa 60 cm dal pallino, però comunque Giacomo va all'attacco e gioca e va in bocciata. Credo voglia cercare il carro. Boccia colpita, valida. Boccia che non resta in campo. 6-7 giocate fa abbiamo visto una giocata dove non è stato realizzato nessun punto, in quanto Simone ha giocato 4 accosti perfetti e Giacomo ha fatto 4 bocciate perfette, quindi scarto nullo, scarto 0, senza punti, e questo scarto, o meglio questa giocata, credo finirà come quella là. Vediamo di nuovo l'accosto di Simone Mana, boccia che si posiziona sempre a 60 circa davanti. Ora vedremo Giacomo se continuerà a giocare all'attacco, ma credo che ormai abbia deciso di giocare in accosto. Difficile pensare di giocare in accosto sperando su un errore di Simone. A questo punto penso che nella testa di Giacomo si prefiguri già la sconfitta. Vediamo la giocata di Giacomo. Boccia che arriva, bravo Giacomo. Giacomo segna la boccia per il tiro di Mana. Vediamo la sua accosta, la sua rincorsa, il tiro, boccia colpita. Ora Giacomo rimane il dilemma: tiro pallino o vado all'accosto? Abbiamo nel portabocce 2 bocce per Ormellese, una boccia per Simone. Nel quadro abbiamo una boccia di Simone. Quindi se Giacomo dovesse togliere il punto a Simone, cosa che credo avvenga, sì, no, 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 no. Boccia che è stata
incocciata da Giacomo. Vediamo che si cambiano il ferro per rimisurare, perché sembra che comunque il punto rimanga di Simone. In effetti bocce difficili da misurare, quindi interviene l'arbitro dal bianco e infatti assegna la boccia, rimane il punto a Simone e quindi Giacomo deve tirare, sperare in un carrò e sperare che poi Mana non riesca a entrare in accosto. Troppi speriamo. Boccia colpita, bravo. Ora Mana deve solo accostare, tra virgolette solo accostare. È una boccia che vale il titolo e quindi vedremo la freddezza di Simone. Ci sono dei commenti del pubblico. Vediamo l'accosto di Simone e credo che sia perfetto. Bravo Simone, complimenti a Simone Mana che si aggiudica l'incontro per 13-10. Quindi Simone Mana è il nuovo campione italiano Under 23. Grandissima partita fatta dai due giocatori. Per più da vicino, così da poterlo spostare più da vicino, si veda più da vicino, ma solamente così così.
Grazie.